Dopo le invasioni, i patriarchi diedero un forte impulso alla riedificazione dei villaggi distrutti, che si trasformarono in castelli e corti fortificate, dette cortine. Erano queste delle aree dislocate dagli abitati, che comprendevano generalmente la chiesa, la casa del prete officiante, alcuni fabbricati per la loggia del comune, la canipa dei decimanti, eccetera, spesso coperte di paglia. Il tutto era circondato da alti terrapieni e da una fossa in cui veniva immessa dell'acqua, o anche da un muro. Una torre veniva eretta a difesa dell'unica porta d'ingresso e le opere erano più o meno grandi a seconda delle possibilità degli abitanti. In tempo di scorrerie o di pericoli di invasione dei barbari vi si rifugiavano gli abitanti che custodivano i cereali in magazzini comuni dove conducevano anche i loro animali finché il pericolo era cessato.